me è già un pochetto ormai che sei via di casa, no? Penso che se tutti gli uomini avrebbero l'opportunità di stare a casa io soli, diventassero tutti un pochetto più autonomi. Guarda Duilio, bellissimo il pensiero, ma di solito i verbi si coniuga e tu hai divorziato. Sì, ascoltami, ti sa che so anche diventare abbastanza bravetto col mangiare. Ah sì? Cosa hai fatto da mangiare oggi? E oggi c'è da mangiare patate al forno con rosmarino. Sul serio? Ah, certo, è che era anche ieri sera. Ma quante gliene che fate? Fate, e ho comprato da Ornella in rosticceria. Ah, ecco, te si diventa proprio bravetto a farti da mangiare. Sì, ascoltami, no, che oggi volevo mangiarle, ma fredde non è buone, no? E ora, no. stamattina sono andato fin da Ornella e ho detto, Ornella che ha detto una scaldata e patate, no? E a me guarda malissimo, mica avevo già condito e tutto, e me fa, non te puoi venire qua col piatto con le patate, mi non te scaldo le patate sul mio forno, chi penso che sia, non posso neanche fare. Se te voglio te compri un poastro rosto, non venire qua con le patate, coppate! E a me l'ha detto. E ha fatto ben Duilio. Ma che ho risposto, sai che ho detto a mister robe qua te mi dici, penso che non sia buono andare a casa mia e ranciarmi, penso che sia così ebete che non so neanche buono attaccarmi in un forno e sono andato via. E per cosa mi chiamito? Come sai che si attacca al forno? Ariola. Signore, fa che la fuga dei gas risolva presto i nostri problemi. Ehi, che non si può chiamare il male. Duilio, non tutto il male viene per nuocere e neanche per cuocere su sto caso, che tanto se mori al manco tiremo qualcosa. Ma se sono morto tiremo cosa? Appunto, mi tiro i schei dell'assicurazione e ti tiri anche. Ascoltami, come che si fa questo forno? E ora sta attento qua, è semplice per scaldare, hai 4 possibilità. Hai il forno statico, ventilato, grill e ventilato grill. Scegli. Ventilato. Oh. Ho ventilato l'ipotesi di mangiare fredde. Andiamo Duilio, dai che se facili un attimo. Stai attento, fa così. Prima manopoeta te giri a 180 gradi. Sì. La seconda ventilato, la terza al tempo. Aspetta. 20 minuti e ci sentiamo fra 20 minuti. Sì, e intanto cosa faccio? Segui il consiglio di Ornella? Va a torre un poastro? No, coppate! Eccomi qua, Ine. Ascoltami, niente da fare, ma non funziona qua la storia. In che senso non funziona? Sei ancora tiepide? Tiepide e patate se proprio già sa, cioè no, neanche già sa, no. Sai come quando che te vai fuori che sei 0 gradi, che ti dici brr, cioè che non te puoi neanche toccare perché dici, il bagno, mia sta roba qua, come che fosse sta in frigo, come se che si può dire? Fredde, non mi veniva la parola. Ecco, immagino, è una di quelle parole che non si dopara mai, cosa hai avuto, bisogna aver studiato 20 anni per riuscire a dire fredde. Ma Duilio siete insieme io, fammi capire, il gatto tira fuori dal forno. No, e sei in frigo al momento. Quando sei che dovevo metterle dentro il forno? Ti dovevi metterle dentro prima, Ebete, come fai a scaldarsi se sei in frigo, ma possibile? Ascoltami Ine, ma impara a spiegarti meglio, scusa, te non mi hai detto che dovevo metterle dentro il forno e mi ne avevo messo dentro il forno, quando sai che dovevo, devi spiegarti meglio, devi dirmelo che andavano messe nel forno. Duilio, e la prossima volta che ti mando a cagare mi ricorderò prima di dirti di tirarti su le braghe. Nemo! Coppate!